Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rende note le motivazioni del divieto di dimora e una sonora bocciatura del modello Riace. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un medico evasore nel Paolano. Il professionista nel 2014 non avrebbe dichiarato compensi per 500.000 euro e non avrebbe presentato alcuna dichiarazione IVA. Continua la mobilitazione degli oltre 4.500 ex LSU e delle PIU della Calabria, situazione difficile nei comuni calabresi. Oggi vi raccontiamo ciò che avviene a Pizzo. Atto intimidatorio al sindaco di Cinquefrondi Conia. Ignoti hanno devastato l'abitazione di campagna della mamma del primo cittadino. Gli imprenditori non saranno lasciati soli. La Camera di Commercio di Crotone mette in campo una serie di iniziative per aiutare le aziende che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria del 25 novembre scorso. Iniziativa nella Presila Cosentina per rivitalizzare i piccoli borghi. A Magli le nostre telecamere per raccontare la voglia di rinascita che anima i cittadini. Mentre il Crotone osserva un turno di riposo, il Cosenza è partito stamattina alla Volta della Liguria, dove domani alle 15 scenderà in campo contro lo Spezia. Buon pomeriggio dalla redazione del TG10. Dunque il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha reso note le motivazioni del divieto di dimora per il sindaco di Riace Mimmo Lucano. Si tratta in sostanza di una sonora bocciatura proprio del modello Riace. Particolari nel servizio, vediamo. Il Tribunale del Riesame non è stato, diciamo così, tenero nei confronti di Mimmo Lucano. La cittadina di Riace, simbolo dell'accoglienza, descritta come un feudo del sindaco che il primo cittadino gestiva a suo piacimento. Nell'ordinanza Lucano viene descritto come colui il quale piegava l'intero comune al suo volere, attuando condotte ritenute moralmente riprovevoli. Grande spazio viene dedicato ai matrimoni combinati, finalizzati all'ottenimento della cittadinanza alle donne straniere. Si parla ancora di cittadini facilmente malleabili. Qui, scrivono i giudici del Tribunale, appare evidente la spregiudicatezza di Lucano, che ha messo in atto condotte penalmente e moralmente rilevanti. Un intero capitolo poi è dedicato a quello che viene definito il disprezzo del denaro pubblico, destinato a finalità diverse da quelle per cui era stato erogato. Non manca il richiamo all'attivismo politico di Lucano, finalizzato a coprire e mantenere quel modello Riace pieno di illegalità. Fin qui le conclusioni a cui è giunto il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che si può tradurre in un tramonto dell'esperienza Riace. Io non voglio più avere a che fare con chi non ha fiducia, prima di tutto, e non voglio avere a che fare con questo governo che spesso non rispetta i diritti umani. Continua la mobilitazione degli oltre 4.500 ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità con il blocco dei servizi nei comuni, una situazione davvero difficile negli enti locali calabresi. Oggi vi raccontiamo cosa sta accadendo a Pizzo. Purtroppo siamo agli sgocci del contratto e quindi cerchiamo in un futuro migliore, quindi in questa situazione non si può più andare avanti. Ad oltre 23 anni è l'ora che il governo nazionale e il governo regionale si dia una mossa a stabilizzarci, perché purtroppo noi siamo lavoratori, ma lavoratori veri, non in nero ma lavoratori veri. L'avvertenza dei lavoratori precari calabresi non si ferma. Gli ex LSU e le PIU spostano lo stato di agitazione ora presso i comuni di appartenenza, mentre le organizzazioni sindacali hanno spostato il piano della discussione a livello nazionale. È una battaglia che non riguarda solo la difesa del posto di lavoro, ma anche la dignità della persona. Dopo 23 anni chiediamo la stabilizzazione a tempo indeterminato. Siamo lavoratori ormai che lavoriamo da tanti anni a nero, prima LSU, poi per giochi politici con contratto a tempo determinato. Ora non stanno derogando, facendo miracoli per noi e per stabilizzarci, ma soltanto per prendere altro tempo.
Noi di tempo non ne abbiamo più, non ne diamo, non ne vogliamo più di questo tempo, vogliamo soltanto essere stabilizzati perché lavoriamo e pretendiamo un lavoro ormai a tempo indeterminato e sicuro. Molti di noi sono responsabili di procedimento, occupano posti primari all'interno dell'amministrazione. L'ufficio tecnico del Comune di Pizzo sono tutti quanti ex LSU, l'ufficio ambiente idem, i tributi uguale, gli impiegati comunali si stanno pensionando ma non vengono... il personale non viene rimpinguato con concorsi perché non si possono fare concorsi. E quindi l'assurdo è questo. La scelta di concentrarsi presso la sede municipale di Pizzo non è casuale. Il sindaco, infatti, nella sua veste di presidente dell'Anci Calabria è al fianco di questi lavoratori facendosi portavoce di tutti i sindaci della Calabria. L'Anci ha preso posizione sin dall'inizio, già dal 9 gennaio di quest'anno, del 2018, noi abbiamo espresso le preoccupazioni dei sindaci rispetto a una normativa che non ci consente allo stato attuale di stabilizzare i lavoratori, se non per piccoli numeri, perché i comuni siamo sottoposti a una serie di vincoli legati al turnover, legati alla capacità assunzionale che limita fortemente le possibilità di stabilizzazione. Questo lo sanno anche i lavoratori, lo sanno anche i sindacati, per questo quest'anno abbiamo fatto tante battaglie ai tavoli istituzionali per chiedere le deroghe, per chiedere le risorse finanziarie necessarie. Ancora un amministratore nel mirino, questa volta le minacce di morte al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. Ancora una nuova intimidazione ad un amministratore della piana di Gioia Tauro, questa volta ad essere preso di mira dalla criminalità o presunta tale, è il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. Le minacce di morte al primo cittadino sono arrivate con tanto di devastazione ai danni di beni in uso ai suoi familiari. Resistiamo a testa alta, questi vigliacchi non devono passare. Certo mi dispiace molto per mia madre. Così il sindaco Conia, leader e portavoce del movimento politico-culturale Il Sud che sogna, ha commentato a caldo con i suoi il grave atto intimidatorio subito ieri e immediatamente denunciato alle forze dell'ordine che stanno indagando a fondo. Ignoti sono entrati in azione in una contrada del paese e hanno devastato porte e finestre di una casetta di campagna disabitata, limitrofa all'abitazione dei genitori del primo cittadino, di proprietà di uno zio del sindaco, ma nella disponibilità dei genitori di Michele Conia. Oltre alla devastazione sui muri della casetta, sono stati lasciati chiari messaggi di morte all'indirizzo del primo cittadino, croci con le iniziali di Michele Conia, con scritte minatorie. In mattinata il sindaco si è recato in prefettura a Reggio Calabria, dove ha incontrato il prefetto Michele Di Bari per mettere al corrente il prefetto di quanto è avvenuto nella cittadina pianigiana e approntare quanto si deve fare a tutela dell'incolumità dell'amministratore. E sono tantissimi gli attestati di solidarietà che stanno giungendo in queste ore al sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. E sono 105 i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose negli ultimi anni, c'è un primato assoluto per la Calabria dove sono tantissimi i comuni dove sono arrivati i commissari. Oggi ospite del nostro TG la senatrice Silvia Vono, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ha presentato proprio un disegno di legge per modificare la normativa vigente. Allora, perché questo disegno di legge e che cosa c'è che non va nella legge che oggi abbiamo? Buon pomeriggio innanzitutto. Allora, il disegno di legge nasce proprio dal fatto che questa legge sui commissariamenti, che poi è il testo unico degli enti locali, che risale al 2000, è un po' anacronistica, visto che ormai i commissariamenti non sono qualcosa di straordinario, ma sono all'ordine del giorno. E anche in seguito al dato certo che pur avendo dei commissariamenti, ci sono dei comuni che continuano a subire sempre la stessa sorte. No? Abbiamo alcuni comuni in Calabria dove non si riesce proprio ad avere delle elezioni pulite. E quindi io intervengo con questo disegno di legge per rendere il commissariamento in un certo senso una misura più graduale e più democratica, perché sappiamo benissimo che il commissariamento viene stabilito
in seguito alla comunicazione del prefetto al Ministero dell'Interno, in seguito a delle relazioni che fanno comprendere che ci siano dei collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata. Invece la novità di questo disegno di legge è l'istituzione di una commissione permanente presso ogni prefettura con il compito proprio di valutare le motivazioni fornite anche dai dirigenti degli enti locali e quindi si ha questa commissione di indagine e di verifica, una commissione che quindi deve prevenire il commissariamento vero e proprio ed evitare che molti comuni vengano sciolti senza poi risolvere il problema, in quanto a volte la vera 'ndrangheta sta all'interno delle dirigenze comunali e non tanto nella parte politica. Quindi rendere meno automatico questo commissariamento, accompagnare anche i comuni ad autocorreggersi? Ad autocorreggersi, sì, viene dato un periodo di 90 giorni per cui questa commissione di indagine segue, non solo controlla, ma anche dà degli strumenti agli amministratori locali, ai dirigenti, per cambiare rotta. E quindi quando poi interviene il commissariamento voi volete anche dare più poteri ai commissari? Certo, nel caso in cui alla fine di queste verifiche si rilevi effettivamente questo collegamento tra gli amministratori o i dirigenti, perché l'altra novità è anche far rilevare la responsabilità dei dirigenti comunali, che adesso hanno la possibilità di riferire alla commissione di indagine, quindi non possono più lavarsene le mani dicendo non lo sapevo, mi ha obbligato il sindaco. Quindi dopodiché sarà nominato il commissario straordinario che ha maggiori poteri, perché fino adesso sappiamo benissimo che indipendentemente dal nome straordinario i poteri sono ordinari e un'altra innovazione sta nel fatto che resterà in carica indipendentemente dalle elezioni. Bene, grazie alla senatrice, buon lavoro e noi proseguiamo con i nostri 100 secondi di cronaca. Le Fiamme Gialle di Paola nel Cosentino hanno scoperto un medico che nel 2014 non avrebbe dichiarato compensi per circa 500.000 euro e non avrebbe presentato alcuna dichiarazione IVA pur avendo eseguito operazioni imponibili per oltre 670.000 euro. I finanzieri sono riusciti a ricostruire, grazie a mirati controlli, la reale posizione fiscale del professionista, i compensi percepiti e non dichiarati, l'IVA non dichiarata, dovuta e non versata, accertando un'evasione di imposte per 290.000 euro. Il professionista è stato denunciato per omessa dichiarazione. Dal 2011 al 2016 ha riconosciuto indebite liquidazioni in favore della moglie deceduta nel 2013, appropriandosene anche dopo la morte. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per 210.000 euro al responsabile dell'ufficio liquidazioni dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato. Incidente stradale questa mattina sulla statale 106 nel territorio del comune di Badolato Marina, 3 le vetture coinvolte, 2 le persone ferite. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato 2 persone, un 30enne di origini tedesche e una 26enne rumena, per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. La droga, 8 grammi di cocaina, era nascosta sotto una bambola di porcellana, mentre 1.100 euro in contanti sono stati trovati in parte nascosti nel pantalone dell'uomo, in parte nella culla del bimbo di pochi mesi. Rissa al Tarsitano di Paola durante la partita Under 15 tra Paolanex e Roschianello. Botte tra i genitori che assistevano alla sfida, a scatenare la rissa, un fallo durante un'azione di gioco. Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito Crotone, ebbene la Camera di Commercio ha messo in campo una serie di iniziative proprio per aiutare gli imprenditori che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria del 25 novembre scorso. Le aziende che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria che si è abbattuta su Crotone lo scorso 25 novembre non saranno lasciate sole. La Camera di Commercio della città pitagorica ha riunito attorno allo stesso tavolo le associazioni di categoria e le imprese danneggiate per ascoltare le loro istanze. L'ente camerale, insieme ad Unioncamere, dopo aver avviato un monitoraggio dei danni subiti dalle aziende locali, ha messo in campo una serie di iniziative per aiutare gli imprenditori a fronteggiare questo difficile momento. A disposizione
disposizione delle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici eccezionali c'è un fondo di Unioncamere nazionale. Questa procedura richiede non soltanto la conto dei danni e quindi anche la contabilità delle aziende, ma richiede anche soprattutto per avviarsi il decreto di calamità naturale. Quindi noi ci stiamo portando avanti con il lavoro in modo che appena sarà definito il decreto di calamità naturale chiederemo immediatamente a Unioncamere l'accesso a questo fondo e quindi dare una risposta immediata alle imprese. L'obiettivo dunque è dare un aiuto concreto agli imprenditori per far sì che il territorio provinciale, già provato dal punto di vista economico, possa superare anche questa criticità. Noi abbiamo pensato di mettere su con le risorse del fondo di Unioncamere una sorta di fondo di garanzia a disposizione delle banche, in modo che le banche in questo momento vengano anche incontro alle imprese e immediatamente ci sia questa erogazione di liquidità a supporto di chi deve rimettere in sesto la propria azienda, chi deve rimettere in sesto l'apparato produttivo, chi deve rimettere in sesto insomma tutto quello che è stato distrutto in questo evento eccezionale. E ricognizione anche nei centri della Locride dopo il maltempo dei giorni scorsi. Un tour nel territorio di Reggio Calabria, in particolare nella piana di Gioia Tauro, effettuato dall'assessore alla viabilità della città metropolitana Demetrio Marino. Dopo i nubifragi di ottobre e novembre che hanno gravemente colpito queste aree, devastando con le piogge torrenziali quel che restava di queste SP strade provinciali, e capire soprattutto il da farsi per poter ripristinare queste arterie di vitale necessità per i cittadini residenti della zona. Si parla di una richiesta di 6 milioni di euro alla Protezione Civile calabrese, partita dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Non bastano più i finanziamenti del bilancio della città metropolitana ex provincia a garantire la manutenzione ordinaria e neanche la straordinaria. Con le alluvioni che sono emerse appunto tra ottobre e novembre è nata la necessità di chiedere circa 6 milioni di euro alla Protezione Civile Regione Calabria per far sì così di poter tamponare queste emergenze e dare l'opportunità ai sindaci di poter dare soluzioni, anche risoluzioni a tutte queste criticità. Ecco, noi ci stiamo muovendo a fare dei sopralluoghi in sinergia con i sindaci dei comuni e anche i funzionari per capire se questi finanziamenti possono essere appunto dati alla città metropolitana e risolvere finalmente tutte queste difficoltà. Pertanto siamo qui anche per capire come cercare di migliorare anche la viabilità con queste attività che abbiamo implementato come con le variazioni di bilancio. A Rende 3 consiglieri comunali di 3 distinti gruppi presenti in Consiglio hanno incontrato la stampa per lanciare l'idea di una collaborazione al fine di individuare un candidato per le prossime amministrative che interesseranno il Comune. Le immagini sono state girate da un nostro telespettatore incuriosito dalla scena captata all'interno di un albergo. Al di là della qualità del girato, ciò che conta è testimoniare quello che è accaduto ieri a Rende, destinato a far discutere l'ambiente politico cittadino. Ebbene, ci sono Massimiliano De Rose, Carlo Petrassi e Francesco Adamo che incontrano i giornalisti per dire che al di là della storia politica di ognuno c'è la volontà di unire le forze e spendersi per un progetto politico in favore della città di Rende. È un primo passo, un primo avvio, lungo un percorso nuovo che mira ad individuare la figura di un candidato a sindaco capace di interpretare al meglio le aspettative dei cittadini. È probabile che nei prossimi giorni i 3 si renderanno promotori di un'iniziativa allargata e si augurano partecipata, volta proprio a sondare il terreno delle possibilità, e non è escluso che proprio da questa, chiamiamola convention, possa emergere l'indicazione giusta per una scelta convinta e consapevole. Adesso l'iniziativa nella Presila Cosentina per rivitalizzare i piccoli borghi. A Maglie è tutto pronto per l'iniziativa Presepi e Tradizioni. Allora io vedo già in collegamento la nostra Rosalba Baldino, una iniziativa dell'associazione Ci Siamo Onlus. Allora Rosalba, si parte tra poco. Sì, Isabella, buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Siamo, dicevi bene, a Magli, località di Casali del Manco. In particolare siamo nel cuore di Magli, nel centro storico, nella chiesa antistante, la chiesa di Sant'Elia Profeta, che possiamo dire è la cattedrale di questo piccolo borgo. L'associazione Ci Siamo Onlus ha promosso questa iniziativa che si chiama Magli, Presepi e Tradizioni,
Come vedete c'è tutto il paese, vicino a me hanno voluto esserci in tanti, ragazzi, adulti, bambini, proprio per testimoniare questo attaccamento all'antico borgo, un antico borgo da salvare. L'iniziativa parte oggi pomeriggio alle 17 e poi si protrarrà anche nei giorni 8 e 9, quindi domani e dopodomani, una iniziativa davvero molto articolata, come Mario Scarpelli sta facendo ben vedere. Ci sono dei vicoli suggestivi da scoprire per i visitatori, perché all'interno di questi vicoli sono state recuperate antiche botteghe. L'idea è di Tommaso Coscarelli. Tommaso, allora, questi antichi mestieri che avete recuperato, quali sono? I visitatori cosa potranno vedere e scoprire soprattutto? Allora, i visitatori in questi 3 giorni potranno ammirare, insomma, questi antichi mestieri risalenti ai primi del Novecento e anche prima, e sono l'antica macelleria, l'antica falegnameria e anche la stalla che è alle nostre spalle. Tra l'altro stamattina ci sono state le scuole. Sì, stamattina è stato un bellissimo momento con le scuole, i ragazzi erano veramente entusiasti di questo progetto, si sono divertiti e ci siamo divertiti anche noi. E hanno scoperto oggetti che non conoscevano? Assolutamente, sono tutti attrezzi unici, risalenti, come dicevo, ai primi del Novecento, quindi attrezzi che neanche io conoscevo. Quindi è una bella lettura della storia, della memoria calabrese, in particolare di questo borgo. Vedo Franca Iuele pronta con il mattarello, quindi significa che in questi 3 giorni ci saranno anche i dolci tipici? Certamente, e che dolci tipici, parecchi. Li farete insomma dal vivo? Sì, certamente. Chi li vuole vedere passando ci vedrà. E speriamo che il mattarello venga usato solo per i dolci. Dicevamo una iniziativa molto articolata. Ci sono da visitare, ci saranno dei box art dedicati ai presepi e poi delle iniziative anche per i bambini come la casa di Babbo Natale. Concetta Carravetta, presidente dell'associazione Ci Siamo. Buon pomeriggio a tutti, vi aspettiamo. È una festa per tutti, per le intere famiglie, ci saranno momenti per grandi e piccoli. Una suggestiva location in cui Babbo Natale aspetterà piccoli e grandi, box art che racchiudono dei veri gioielli realizzati da artisti locali, un divertente giro in carriola per i più piccoli, tanta musica e anche tanta storia, la storia che racconta di noi. E infine c'è anche un altro aspetto, perché l'associazione Ci Siamo ha voluto far partire da questo piccolo borgo una iniziativa che è una raccolta online, proprio per adottare questo antico borgo che si sta purtroppo spopolando. L'iniziativa ha questo obiettivo, quello cioè di aggrapparsi a queste pietre, di farle vivere, di preservare la memoria e di far sì che la memoria poi e la storia disegnino il futuro di questo luogo. Qual è questa iniziativa? Il crowdfunding. Maria Antonietta Gallo è il tesoriere dell'associazione. Come si può fare per donare? Salve, sì, bellissima iniziativa, una nuova modalità di raccolta fondi, tutta svolta online su una piattaforma dedicata alle associazioni che appunto vogliono realizzare progetti culturali come il nostro. È semplicissimo perché sul sito www.bicrowdy.com è possibile individuare il nostro progetto e con un semplice clic sostenerci con una donazione, con anche delle bellissime e suggestive ricompense. La raccolta durerà fino al 15 di dicembre, per cui ringraziamo tutti coloro che hanno già donato e anche chi vorrà farlo. Grazie, quindi ricordiamo Rosalba. che questa è una modalità molto particolare. Tra l'altro l'associazione Ci Siamo è una delle primissime associazioni in Calabria ad attivarla. Ti restituisco la linea, Isabella, però da Magli voleva arrivare un augurio alla Calabria per questo inizio delle festività natalizie, quindi tutti insieme vogliamo augurare auguri a tutta la Calabria. Grazie Rosalba, grazie ai tuoi ospiti. Adesso siamo al calcio, mentre il Crotone osserva un turno di riposo. Il Cosenza è partito stamattina alla Volta della Liguria, dove domani alle 15 scenderà in campo contro lo Spezia.
Il torpedone in moto, destinazione Lamezia, da dove in volo la comitiva rossoblu raggiungerà la Liguria, dove domani i silani affronteranno lo Spezia. 3 le lunghezze che separano le due formazioni in classifica. Il Cosenza, dopo i 2 successi consecutivi, spera nel tris, ma Braia avverte: guai a concedere troppi spazi e attenti ad Okereke. Noi facciamo la nostra partita, come sempre siamo andati nei posti. Cercheremo di non dargli la profondità perché è una squadra molto brava a sfruttarla, speriamo di riuscirci e speriamo tutte le volte che possiamo di ribaltargli l'azione e di potergli fare male. Credo che sia forte, però devo premettere una cosa: questa è una scoperta di Trinchera, non di Braglia. Braglia l'ha fatto venire fuori, l'ha fatto giocare, ma la scoperta io non lo conosceva Stefano, ho avuto fiducia e l'ha presa. Io Davide gli auguro il meglio di tutto quello che gli può regalare questo mondo, però dalla domenica successiva. Sul sito ufficiale dei bianconeri è iniziato il countdown per la sfida dell'Immacolata. In casa hanno perso solo con il Pescara, ma hanno avuto un calo nelle ultime uscite. Il tecnico Pasquale Marino ha chiesto ai suoi un pronto riscatto, cercando di sopperire alle assenze con voglia e determinazione. Come ho detto ai ragazzi, come abbiamo parlato e analizzato i nostri errori, dobbiamo cercare di trasformare questo in energia positiva da mettere in campo col Cosenza, ecco perché dobbiamo fare una grande partita, è una partita secondo me troppo importante e quindi la dobbiamo approcciare nella maniera giusta. Riposo forzato invece per il Crotone, che dopo lo stop in Coppa Italia con il Bologna lavora in vista del prossimo impegno in campionato in casa con il Venezia. Servono punti e Oddo sa bene che la situazione non è delle più semplici. Questo momento è un momento particolare in cui qualsiasi squadra viene sarà una partita difficile, ovunque vai è una partita difficile, perché devi uscire da questo momento duro, molto duro per noi, e come ripeto, per uscirne l'unica via è non tanto quella del gioco, perché quando ti manca serenità fai fatica anche a giocare, la palla scotta sicuramente di più e bisogna lavorare sulla testa, bisogna fossilizzarsi sul fatto che ognuno dei giocatori che va in campo deve dare tutto quello che ha e finita la partita deve essere consapevole di aver dato tutto. Questo è quello che serve adesso. Ci serve una vittoria, ci serve tornare a fare punti come il pane e questo è l'unico modo per sbloccarsi. Adesso le previsioni del tempo. Ancora un giorno di tregua con tempo stabile sulla nostra regione, in attesa di un nuovo peggioramento previsto per sabato che vedrà maggiormente coinvolti i versanti tirrenici. Si tratta della coda di una perturbazione che dal nord Atlantico punta decisa attraverso i Balcani, verso la Grecia e il Mare Egeo. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi ancora qualche nuvola al mattino, specie sui versanti ionici, schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio sera aumento della nuvolosità a partire dal Cosentino. Temperatura stazionaria. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti tirrenici tra Cosentino e Vibonese, con piogge, localmente anche a carattere di rovescio. Possibili nevicate sulle cime più alte del Pollino e dei monti dell'Orso Marso, sopra i 1700-1800 metri. Parzialmente nuvoloso sul settore ionico Cosentino, Catanzarese e Reggino, dove non si escludono possibili isolati deboli piogge. Generalmente poco nuvoloso su medio e basso Crotonese e sul settore ionico Reggino. Temperatura in lieve diminuzione nei valori massimi sui versanti tirrenici. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali, mari generalmente poco mossi, quasi calmo solo l'alto Ionio Cosentino. Domani ventilazione tra moderata e forte da ponente sul Tirreno con mare molto mosso, venti moderati sempre dai quadranti occidentali, sullo Ionio con mare mosso. Poco mosso il tratto crotonese centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.